Veneto Terra di eccellenze agroalimentari, Veneto Terra tutte da scoprire. Riprende proprio in queste settimane il traffico turistico straniero. Oltre alle bellezze paesaggistiche, i sapori giocano un ruolo fondamentale, come conferma l'assessore Federico Caner. Il turismo in Veneto non è fatto soltanto di arte, cultura, natura, ma è fatto anche di produzioni agroalimentari, anzi hanno sempre più valore, tant'è vero che il 25% dei turisti che si muove a livello internazionale lo fa con una motivazione legata al bere bene e al mangiare bene, quindi le produzioni diciamo tipiche di un territorio aiutano a far vivere delle esperienze ai turisti, e in Veneto abbiamo la fortuna di avere quasi 95 prodotti tra le varie DOP, sia del mondo del vino che le altre, che ci consentono di fare bella figura a livello internazionale. Anzi, questa è la regione che anche a livello italiano, in termini di quantità e di qualità, è la prima regione in Italia. E se il Prosecco DOC fa da portabandiera della qualità made in Veneto, a regalare eccellenze del settore ci pensano anche le produzioni lattiero-casearie. Abbiamo dei casari eccezionali, abbiamo un territorio variegato e abbiamo anche dei bravi produttori latte. Non dobbiamo dimenticarci dei produttori latte che forniscono la materia prima ai caseifici per fare questi prodotti meravigliosi. Partiamo dai nostri campi e dai nostri allevatori. Noi abbiamo i cuvi qualità verificata. Allora i nostri animali, la loro alimentazione è fatta anche con il lino, per naturalmente stare su questo disciplinare. Benessere animale e tutto quello che ne deriva sul percorso. Usiamo un latte che è un'eccellenza e naturalmente usando un latte che è un'eccellenza il prodotto può essere solo un'eccellenza, ma non basta, ci vogliono anche dei casari che siano veramente dei fuoriclasse. Prodotti a base di carne, formaggi, oli e grassi, ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, prodotti ittici e derivati, 36 in tutto i prodotti tutelati DOP e IGP, e poi le preziose e note denominazioni vitivinicole, uno spaccato di identità che è un biglietto da visita dalla forte attrazione turistica. È il più buono del mondo perché viene fatto con tutto l'amore del mondo. Non fosse altro per le 1000 ore a ettaro circa che servono per produrre questo straordinario prodotto, dalla produzione del seme fino al confezionamento e all'arrivo sulle tavole dei consumatori. L'olio Garda DOP è sicuramente l'olio più buono del mondo per vari fattori legati all'ambiente del lago, all'ambiente lacustre, quindi climatici, ma anche fattori legati alla piattaforma varietale, dove la casaliva in questo territorio esprime le sue caratteristiche migliori. È tutta una questione di terreno. Noi abbiamo un terreno molto fertile alle falde delle prealpi, è un terreno adatto alla castanicoltura con l'acidità giusta e comunque quello che dicevo molto fertile, per cui il frutto è molto saporito. E abbiamo la fortuna di avere le acque risorgive del Sile che irrorano la zona proprio dove viene coltivato, e poi perché abbiamo degli ottimi produttori lì nella zona che riescono a dare un prodotto eccellente.